Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, Sammy Varin, ancora il buongiorno, 4 minuti dopo le 11 del mattino, rieccolo, Sammy Varin. La donna trovata morta a Roma è Emanuela Ruggeri, la 32enne scomparsa da una settimana. Questa è l'apertura del sito dell'ANSA. La madre aveva lanciato un appello sui social, la madre di Emanuela. La giovane era scomparsa dal quartiere Colli Aniene. Oggi l'autopsia. La Procura di Roma indaga per morte come conseguenza di altro reato. Su Repubblica l'apertura è invece con la mappa degli autovelox aggiornata in tempo reale, guida completa prima di partire, come se uno non già li avesse su Maps, ma qui ce ne sono di più probabilmente. E anche qui il mistero di Roma è di Emanuela Ruggeri, il corpo trovato tra i cespugli al Mandrione. La donna di 32 anni era scomparsa una settimana fa. Andiamo sul Corriere. Stessa apertura, ma c'è anche Sala alle 16:30, la prova del Consiglio, pronti 2 discorsi con finali diversi. Avremo modo certo di tornare su questo e su altri argomenti, ma ci fermiamo per la musica indipendente, certo, anche perché merita, ragazzi. È in arrivo un'artista particolarissima, si chiama Giloia Lua, ci fa ascoltare Soulmate, Anime Gemelle, dai! So far, so next, my love, again. Le parole sono fiumi in piena sede, sono dette senza cuore, senza perché. Le parole sono musica, se lasciate fluire in armonia. Tutto bene se sei felice che io ti parlo piano piano anche un po' di me. Le parole sono gocce che cadono lenti dal cielo anche per me, mentre ascolto un'altra melodia. So che la vita vola via, so che domani cambierà, mentre nostalgia sarà. Ogni parola è una goccia che cade lenta lenta dal cielo per te. Dai, cos'è? Una parola detta senza un perché. Ai, com'è? Che non so più parlare con te. Ai, perché? Ai, com'è? Nostalgia del tempo in cui noi due eravamo chiacchiere lente e poi le parole inutili da dire sono rimaste dentro il cuore, sai, mentre guardi quello che non sei, che non sai. Le parole sono semplici, via vai di emozioni, via vai di sensazioni, via vai di nostalgie, un via vai di poesie. Le parole dette senza rancore
bene all'anima e al cuore. Soulmate, you love me. Soulmate, you kiss me. Soulmate, you miss me. So far, so lost, so free. So kiss again. I know you say my word. You speak again. Le parole che ho nel cuore. Soulmate, you me tonight. Le parole che non fanno più male. I love you. Finalmente un po' di musica che si staglia, si diversifica dalla solita musica. Sì, signori, qui siamo sul raffinato, sulla buona musica, sulla meditazione, una cantautrice italo-angolana che dopo anni di musica scritta e cantata in portoghese presenta il suo primo progetto in italiano. Attenzione, vediamo se la pronuncio giusta, sicuramente sbaglio. Giloia Lua, buongiorno. Buongiorno Sami, bravissimo, Giloia Lua. Guarda, io sono veramente emozionata perché intanto grazie di questa possibilità di poter parlare di questo progetto insieme. E poi ci credi che mentre mandavate la canzone mi è caduta una lacrimuccia e mi sono sentita veramente piccola in un mondo di grandi cose, e quindi grazie ancora. Ma che siamo contenti noi perché cerchiamo sempre dei prodotti musicali differenti, un bruttissimo termine prodotti, perché al di là della musica, della canzone, c'è una persona e scopriamo nuovi personaggi che troppo spesso rimangono lì in un angolino o addirittura chiusi in un cassetto perché non si ha accesso ai grossi mass media, alle radio importanti, alle televisioni importanti, e lo sappiamo, gli artisti indipendenti fanno una vitaccia, ma molto spesso sono più genuini dei soliti 10-20 che siamo obbligati a sorbirci su radio e su televisioni. Intanto ho azzeccato nome e cognome e mi è andata bene. Giloia scritto con la Y e poi Lua. E qui naturalmente vogliamo sapere qualcosa di più su di te, perché uno magari girando su internet non sempre trova le informazioni, anche se appari. Adesso ci dici anche dove ti dobbiamo trovare su Instagram, ma parlaci un attimo di te. Chi è Giloia? Chi è Giloia Lua? Allora, Giloia Lua è ormai una donna che è stata una bambina di 6 anni che è uscita dall'Angola, accompagnata da sua madre e da sua sorella, per arrivare in un paese per me sconosciuto allora, dove poi insomma sono cresciuta, ho studiato, che l'Italia, io sono arrivata qui piccolina e quindi c'è stato, tu considera che l'Angola è un paese che ha vissuto molti anni di guerra civile e sono una di quelle storie, ringrazio Dio di poter dire di essere anche una storia di vittoria, anche di libertà, quindi mi sento ancora, guarda, il concetto di piccolo davanti a una radio che si chiama libertà, mi dispiace, non te lo passo, non te lo passo, perché la libertà è qualcosa che tutti noi cerchiamo almeno nei pensieri, nell'anima, e infatti Soulmate, questa canzone, parla proprio della libertà di riuscire a dirsi tra culture, tra popoli, ma specialmente nell'amore, no? Dove i conflitti sembrano diventati il nuovo modo di essere, quindi dobbiamo avere conflitti nella vita, nell'amore, nella società per poter essere riconosciuti. E invece Soulmate parla proprio di questo, di dire
in qualche modo, dove le nostre differenze ci allontanano, riuscire a fermare questo gap con un abbraccio, con un ti amo, cioè la paura di non avere più paura di dire ti amo, ti voglio bene. E quindi io voglio approfittare questa canzone per dire, nonostante le nostre differenze, le nostre difficoltà, io oggi sono un ponte, mi piacerebbe diventare un ponte che unisce l'Italia e l'Angola, perché questo sono diventata. Non ho perso la mia identità africana, perché la porto nella pelle, la porto nel cuore, la porto nell'anima, la porto in tutta la mia famiglia che è ancora in Angola, perché qui sono rimasta praticamente sola con mia mamma, sono diventata anche mamma io, quindi ho dei meravigliosi figli italo-angolani e molto di più, e questo ci unisce, ed è proprio questo il messaggio che voglio mandare. Io sono una rifugiata con il cuore italiano che dice amiamoci, perché poi nella storia della vita avremo sempre bisogno l'uno dell'altro, e facciamolo con parole gentili, così come dovrebbe essere un rapporto tra uomo e donna, no? Guarda, ci stai dicendo delle cose bellissime e sei un esempio positivo di integrazione, di voglia di stare insieme, di amore verso la terra tua originaria, l'Angola, ma anche questa che ti ha accolto e che ti ha dato una bella vita, una nuova vita, certo una vita fatta di sacrifici, non dimentichiamo tutte le crisi economiche non che stiamo vivendo in Italia e nel mondo, però capisci il momento che stiamo vivendo, momento di guerre internazionali, momento di difficoltà qui in Italia, perché molte volte l'immigrato o il rifugiato viene visto in maniera negativa, e noi che facciamo rassegna stampa la mattina dalle 7:30 in poi ne leggiamo di tutti i colori. Come si reagisce, ad esempio, a chi viene nel nostro paese e troppo spesso si avvale del fatto di essere immigrato, magari irregolare, per combinarne di tutti i colori, per fare i crimini più efferati senza poi magari essere punito? Qual è secondo te la reazione giusta che bisogna avere? Perché quella sbagliata è sicuramente quella di diventare razzisti, e questo è l'errore più grave che si possa fare, e di incattivirsi verso il prossimo, di non fidarsi più del prossimo, di chi magari ti chiede aiuto. È una cosa terribile, però ci viene spontaneo. È paura di girare da soli, paura di quando incontri questi giovinastri che si divertono a picchiarti, a derubarti solo così per far vedere quanto sono bravi, quanto sono belli. Certo. Come reagiamo? Ma Sammy, la realtà è che la cosa a cui riflettevo è che a un certo momento anch'io ho rischiato di diventare una razzista nera. È un gioco violento di un sistema che ci vuole tutti contro tutti. Purtroppo la realtà è che anche un italiano in Angola sarebbe un immigrato, anche se per lavoro è irregolare. Uno straniero in Italia per lavoro è regolare, se rispetta le leggi, è benvenuto. Se io venissi a casa tua e incominciassi a spaccarti i mobili, diventerei veramente malaccetto. Io non sopporto la maleducazione, io adoro la gentilezza, e quindi non è questione se tu sia immigrato o se tu sia italiano. La tua scortesia, il tuo delinquere diventa un problema sociale, non delle tue origini, non del tuo popolo. Tu non sei un simbolo di educazione, di cultura del paese da dove arrivi. È la tua attitudine di essere umano che è sbagliata. Quindi noi non puniamo l'immigrato, puniamo il delinquente. Questa è la differenza. Non puniamo l'immigrato, puniamo il delinquente. No, questa è una frase che si scrive e che va meditata, perché lo siamo stati tutti immigrati. Lo è
l'indiano, come l'africano, come l'italiano, come l'inglese, come l'americano. È proprio nella nostra attitudine di essere umano che fa la differenza anche economica, di scambio, di messaggi. Ma noi abbiamo bisogno di punire i delinquenti e non di portarli con noi, perché purtroppo e per fortuna stiamo tutti cercando di instaurare un mondo dove, come dicevi tu, la paura non deve essere il nostro modo di essere. Io ho voglia di aprire la porta di casa e fare un festone con tutti i popoli. Certo, lo davvero. scortese, abbiamo bisogno di buttafuori che li buttano fuori. Sono Vero, pienamente d'accordo. vero, Ma questo lo vero. farei anche in Angola. Soulmate, è scritto Soul Mate, anime gemelle, e la canzone di Giloia Lua, Giloia scritto con la Y, Lua, che trovate facilmente sugli store digitali, ma anche su Instagram. Ora ci dirai esattamente dove trovarti. Cosa ha fatto scattare questa canzone, ma soprattutto qui c'è anche l'aver conosciuto Totò Band Edizioni Musicali. Lo salutiamo, wow, Totò. Questo che volevo dire. Io ho un po' di amici da ringraziare, volevo ringraziare Jean-Charles Gomis, che è un pianista meraviglioso che ha scritto la base originale di questo pezzo, e lui arriva dal Senegal, quindi abbiamo Senegal, Angola, Italia, che collaborano per questo messaggio che, come mi chiedevi tu, nasce da una sofferenza. A un certo punto ti ritrovi ad essere la donna di un uomo e non riuscire più a parlare, o comunque che le parole arrivano distorte, quindi diventano conflitti, sbagliate, e quindi incominci a cercare il modo di ritrovare anche nel distacco, no? La capacità di potersi dire ti voglio bene, ma devo andare perché qualcosa in questo amore non sta più funzionando, togliendo di mezzo tutta quella violenza verbale che poi diventa fisica. Abbracciamoci anche mentre ci stiamo salutando, ognuno per la sua strada, no? E questo è Soulmate è nata così. Era nel cassetto veramente da 3 anni, e quando ho incontrato Toto gli ho detto: guarda, io ho una canzone italiana che non faccio sentire mai a nessuno perché appartiene a un mio percorso molto intimo. E lui mi dice ci penso io, la promuoviamo insieme, la produciamo insieme, la porto in giro per le radio, ed è quello che ha fatto Totò, e lo ringrazio con tutto il cuore perché ha capito la profondità di questa emozione che poi è diventata una canzone. E che devo dire sta andando molto bene, molta gente adesso ci stanno anche scrivendo, facendoti i complimenti, perché stai dicendo cose molto belle, molto giuste, da parte di una persona arrivata da lontano e che ormai si è integrata, è italianissima e soprattutto la pensa giusta, ecco, la pensa giusta. Ho il mio vestito tricolore che porto con un bel cappello, con come si dice, con la bandiera angolana, sperando di essere un ponte di dialogo e di abbraccio, perché comunque l'Italia senza la pizza, senza gli arancini non sarebbe nulla, l'Angola senza la kizomba non sarebbe nulla, e insieme possiamo essere una festa meravigliosa per tutti. Ma certo, è stupendo non dimenticare le proprie origini, ma nello stesso tempo anche credere in quello che è il paese che ti sta ospitando e rispettare le sue leggi, proprio quello che non fanno alcuni, che considerano le loro leggi più importanti, ma di questo ne abbiamo parlato. Adesso mi devi dire, io sto già leggendo, sto sbirciando, dopodomani mercoledì apericena sul lago presso la Caletta a San Lazzaro Capodimonte Viterbo. Sto sparando cavolate o è vero? Mercoledì dopodomani? Ma è così, saliamo sul palco, portiamo musica, cantiamo, ci sarà anche Totò Band, ci sarà anche Marzia Fedo, che altri amici, spero insomma di poter vedere anche voi, riconoscerci dal vivo, e niente, siamo lì per portare live
anche questa canzone. E guarda che poi rischi di incontrarli davvero, gli ascoltatori di Radio Libertà, perché sono in giro in vacanza e giustamente se passate in zona Viterbo, Capodimonte, la Caletta a San Lazzaro Capodimonte, sapete che suona con un bella pericena sul lago la nostra Giloia Lua. Giloia, cosa bolle in pentola? Nel frattempo sei uscita con altri pezzi, altri ne hai fatti in passato, come dicevamo in portoghese. Cosa stai combinando musicalmente? Cosa hai in mente? Ma guarda, è un sogno nel cassetto che parte un po' con questa canzone che è di... io sono uscita con un album che si chiama In My Skin, con 16 brani che raccontano un po' la mia storia, qualcuno edito, qualcuno inedito, su questo CD che trovate su Spotify, Amazon, insomma un po' su tutte le piattaforme digitali di distribuzione di musica. Ma questo piccolo passo mi fa venire una gran voglia di fare kizomba italiana, dove l'Italia balla la kizomba, e io a questo giro la canto in italiano. Mi piacerebbe veramente tanto. Urca, capisci che com'è vulcanica questa ragazza? Oh, è da seguire. Se siete stufi della solita musica imposta dai soliti canali e se state ascoltando Sammy Varin e Radio Libertà, vuol dire che così cercate un altro prodotto, un'altra comunicazione anche musicale, cercate Giloia Lua. Cosa bisogna scrivere su Instagram, ad esempio, per seguirti? Ma scrivendo Giloia Lui è facile trovarmi un po' dovunque, perché ho avuto la fortuna che mamma, che peraltro ringrazio e saluto perché ha avuto tanta pazienza con me, non ha mai smesso di darmi coraggio, e mi ha dato questo nome che online o è il mio o è di una pianta curativa indiana. Quella più marroncina sono io, la pianta è quella verde. Quindi mi trovate stupenda. su Instagram come Edna Giloia, Edna_Basso Giloia. E insomma è abbastanza facile. Cioè, capite? Non è la Valeria Rossi, è Giloia Lua, quindi la trovate senza problemi. Bellissima ragazza, e certamente Giloia, quando passi da Milano sai che c'è una radio che si chiama Radio Libertà che ti trasmette, come minimo ci passi a salutare. Ma vengo a darvi un abbraccio, ma grazie per il sostegno, grazie per questa comunicazione così vera, ed è una cosa veramente molto, molto importante per me, mi è arrivata dritta al cuore. Ti ringrazio, grazie a tutti, grazie Milano. Anche a grazie noi, Milano, anche a noi. Ci vediamo presto, che è sei bellissima. arrivata anche ai nostri cuori e a quelli dei nostri ascoltatori. Giloia, a prestissimo al prossimo singolo, ciao! Un bacio! Vi amo, grazie. Grazie a Giloia Lua. E sono cose che piacciono, quando si parla di immigrazione bella, giusta, integrata, e soprattutto che giustamente dice ma questi che combinano, se combinano guai poi ci andiamo di mezzo tutti noi, nasce il vero razzismo, addirittura il razzismo dell'immigrato verso altri immigrati. Non scherziamo, cerchiamo veramente di aprire un po' i nostri cuori. E tu dici anche le carceri, apriamo nuove carceri, ma no, li rimandiamo a casa loro e li togliamo la cittadinanza italiana, chi si macchia di gravi reati. Sono gli argomenti sul tavolo, minimo assolutamente sì, sul tavolo però ci sono anche altre bellissime argomentazioni che tra poco vi snocciolo, perché a pagina 8 di Libero ci piace moltissimo l'articolo di Michele Zaccardi. Calderoli accelera sull'autonomia, la Lombardia avrà la sanità, conoscendo le problematiche della sanità in tutta Italia, magari qui in Lombardia riusciamo ad andare un po' meglio, ma subito sotto boom di iscritti alla Lega dopo il caso Open Arms. Signori, un effetto boomerang potentissimo, in migliaia le feste della Lega in questo weekend, ma soprattutto tanti iscritti in più perché la gente si sta arrabbiando su questo fronte, cioè il caso Open Arms, il fatto che la procura abbia impugnato la soluzione con formula piena
di Matteo Salvini, giudici che contestano altri giudici, la gente comincia a pensare che ci sia qualcosa che non va. Veramente lo pensavamo anche prima. Questo ed altro tra pochissimo, signori, c'è la pausa, poi altri 10 minuti con un altro artista indipendente completamente diverso, ma che merita perché è giovanissimo. Sai che non so se ha compiuto 18 anni, tra poco glielo chiediamo. Arriva da Legnano, nell'Interland di Milano, si chiama Marco Calini. Pochi istanti e sentiremo la sua ultima canzone che si intitola Lo Show. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare, in azienda ne risponde la Miriam, è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di GastroFree, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate stamattina. Per le amiche e per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate GastroFree, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com sezione integratori e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Grazie. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora non mi fermerò, io sono qui e benvenuta nel mio show. Sento la febbre che sale, sì, sempre di più, è come un brivido, sento che mi porta su. E allora tieni con me questa sera per tutta la notte, sì, lasciati andare, saremo liberi, nessuna regola, dammi la mano e stai qui con me. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro, rock and roll. Io voglio solo stare nel mio show, suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Io voglio te, sì, dammi tutto quel che hai, andremo avanti per tutta la notte, sì. Se senti un ritmo che sale, che ti porta via, non ti fermare, vedrai che ti innamorerai. E allora vieni con me questa sera per tutta la notte, sì, lasciati andare, saremo liberi, nessuna regola, dammi
dammi la mano e stai qui con me. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Uè, ragazzi, ma che musica, che ritmo bello tosto. Marco Calini da Legnano, cresciuto a Panini e Bon Jovi, Kiss, Van Halen. Decidete voi quali artisti hanno avuto più influsso su Marco Calini, che abbiamo in linea. Ciao Marco! Ciao Sammy, ciao a tutti. Cavolo, ma qui prima di tutto parliamo di cose importanti. Sei arrivato a 18 anni, li hai compiuti 18? No, 17. Cioè ragazzi, a 17 anni questo. Allora, dovete subito cercarlo su Instagram, su YouTube, eccetera. Marco Calini sta bruciando le tappe. Io, chiaro che è merito tuo, però lo sai, conosciamo bene tuo papà, è un imprenditore, ma anche un rocker stimatissimo, Certo. e quindi l'imprinting è di papà, diciamo la verità. Certo, ovviamente quando ho iniziato a suonare mi ha sempre dato una mano e infatti è anche molto contento adesso che stanno uscendo le canzoni e poi a settembre iniziamo a dirlo che uscirà l'album, dai. Cioè ragazzi, questo a 17 anni ha già fatto un album, ma soprattutto sei riuscito a fare squadra con artisti importantissimi, mettendo una qualità nei tuoi lavori. Non c'è soltanto questo lo show, cercate Marco Calini, ci sono altri pezzi, addirittura i video simpaticissimi, con belle ragazze, però dove le hai trovate? Robe che uno dice, cavolo, ma se fa questo a 17 anni, tra qualche anno che cosa non fa? Parlaci un attimo di questa tua mania anche sulla qualità, cioè hai voluto fare le cose fatte bene, aprendo le tue conoscenze a persone molto importanti, molto in gamba. Certo, allora, quando ho iniziato a registrare ovviamente volevo cercare di ottenere la miglior qualità del suono che fosse possibile, perché bisogna fare qualcosa e bisogna farlo bene, insomma. E allora, fortunatamente ho dei parenti in America, degli zii, che abitano nella stessa città di questo fonico che si chiama Mike Taci, che è il fonico dei Metallica, quindi ho chiesto a lui di mixare tutte le canzoni. In più, in una canzone dell'album suonerà anche, cioè ha già suonato, deve uscire la canzone, Simone Sello, che è il chitarrista di studio di Vasco. Quindi per quello mi sono impegnato un bel po', diciamo. Cioè, siamo rimasti così a bocca aperta, e i nostri amici che se ne intendono di musica e anche di quella bella tosta sono lì tutti con la bocca aperta, e non c'è che dire, è soltanto l'inizio di una bellissima avventura che Marco Calini dal Legnano porta avanti, con chiaramente l'applauso del papà Giuseppe Calini, che salutiamo come minimo, un abbraccione a tutta la famiglia, ma anche
ma anche di parenti, amici, compagni di classe, eccetera. Cosa dicono? Cosa dicono i tuoi amici di questa cosa? Che stai diventando un rocker? Beh, sono tutti contenti ovviamente, nonostante non sia il genere di musica che ascoltano più spesso, perché vabbè, si sa che adesso non è il rock il genere più ascoltato, comunque sono contento che gli piaccia. Infatti anche loro, quando faccio i videoclip come quello che è uscito ad esempio di Per te e l'ultimo dello show, compaiono sempre anche nei video perché vogliono comparire, insomma, e sono molto contenti. Aspetta, che adesso mi pare di ricordare, però nell'ultimo erano tutte ragazze. Sì, e in più c'era qualche scena che abbiamo girato qua in un bar dove praticamente c'erano anche dei miei amici. C'era un corpo di ballo della Ballet Art School di Legnano che abbiamo registrato in un palazzetto, più altri miei amici qua in un bar, più in una fonderia e anche sul tetto di un albergo abbiamo registrato. Cioè, capite ragazzi, essere amico di Marco Calini e conviene, e quello ti dice dai, ci troviamo, facciamo un bel video insieme, migliaia e migliaia di visualizzazioni, eccetera. Forte, mi piace il Marco Calini. Marco, quindi cosa bolle in pentola? Cosa bisogna scrivere su Instagram e su YouTube per seguirti, e soprattutto ci dobbiamo preparare a quale singolo, quando esci? Vogliamo sapere tutto, e magari anche a qualche serata, a qualche contatto musicale, perché la sensazione che dai è che sul palco rendi davvero molto molto bene nonostante i tuoi 17 anni. Grazie mille Sam. Allora, sono usciti 3 singoli per adesso che sono Per te, Vieni qui e lo show, distribuiti da Music Force, che ringrazio, e si possono sentire su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, YouTube, iTunes, Tidal, tutte le piattaforme. In più ci sono i 2 videoclip su YouTube di Per te dello show, come ho detto prima, che basta cercare Marco Calini su YouTube e vi escono, e possiamo dire che a settembre uscirà l'album, quindi compresi questi 3 singoli qua uscirà il vero e proprio album in cui saranno comprese 8 tracce in totale. Cioè, capito? Non dovete perderlo di vista. Orecchio all'apparecchio, chiaramente su Radio Libertà non mancheranno i passaggi musicali, ti seguiamo per bene, ma anche Grazie se cercate mille. qualcosa di diverso, se cercate un'ottima qualità nei giovinastri di oggi, e mica tutti fanno rap e sparano cazzate, ce n'è qualcuno anche, insomma, che la dice giusta e soprattutto ci riporta, noi grandicelli, alla musica che ci è sempre piaciuta negli anni 70-80. Marco, veramente complimenti, restiamo in Grazie mille, contatto. Sam. E io ho un sogno in futuro, e ci devi venire a trovare qui nei nostri studi di Milano, in Sì, via certo. Bellerio. Dai, Certo, grazie mille Sammy. un abbraccio, a presto. Un abbraccio, grazie Sammy. Ciao ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Accidenti ragazzi, vedi che esempi positivi che vi lancio anche nell'ambito dei giovanissimi, che non pensano ai soliti concetti che poi vediamo che ci tirano addosso a Sanremo, eccetera, ma pensano anche a fare buona musica e basta. 11:42, sì, chi vuole entrare in onda lo può fare, potete chiamarmi 0292947222, e quest'ultimo spazio con Sammy Varin ha il vostro permesso ufficiale, e quindi certamente io vi apro le porte quando bussate. Avanti. Serata.lega, siamo all'ultima serata, poi arrivano le vacanze. Minimo questa sera ore 21 via Esterle 29, angolo via Padova, serata di saluti prima della pausa estiva per un confronto tra militanti, sostenitori e alcuni istituzionali sugli attuali temi di Milano. E quali attuali temi di Milano questa sera? Vediamo come va a finire con Beppe Sala per la Milano del futuro. Ci troviamo questa sera ore 21 a Milano, via Esterle 29, angolo via Padova, con chissà magari qualche notizia a sorpresa proprio su Milano.
Tan, ta, ta, ta. Oggi lunedì 21 luglio, questa mattina Alessandra Locatelli è in Campania, Cava dei Tirreni, ore 12, al convegno L'abbazia si apre all'accessibilità universale presso l'abbazia benedettina della Santissima Trinità e incontro con le associazioni del territorio, via Michele Morcaldi 2, Cava dei Tirreni. Alle 15 al Gifoni Film Festival, Gifoni Valle Piana. Poi alle 18:30 Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, parteciperà al convegno del Dipartimento Disabilità Lega Campania presso Hotel Gli Dei in quel di Pozzuoli. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul sito legaonline.it, ma naturalmente me li potete anche inviare qui al 340 67 09 659. Mi scuso quando non riesco a menzionarvi tutti quanti, anche le feste targate Lega non sempre riesco a leggerle tutte quante e me ne dispiaccio veramente, ogni tanto c'ho la lacrimuccia che scende. Trissino, provincia di Vicenza, 25 luglio, grazie alla Lega, decreto sicurezza, ora è legge. Vi aspettiamo 25 luglio ore 20:30 presso Informa Giovani in via Manzoni 10 a Trissino, la segreteria provinciale di Vicenza in collaborazione con l'area organizzativa Ovest Vicentino e la sezione di Trissino. Arriva l'onorevole Mara Bizzotto, Erika Stefani, Eric Pretto, Manuela Lanzarin, Roberto Ciambetti e poi consiglieri regionali della Lega. Insomma, bello tosto il parterre per parlare degli effetti del decreto sicurezza che viene naturalmente messo come fosse una roba infernale da alcuni quotidiani. Non è così. Sto leggendo gli appuntamenti da non scordare e ce n'è uno da mettere in calendario per fine agosto. Sabato 23 agosto Lega in festa a Rigosa di Algua, provincia di Bergamo. Area feste, campo sportivo, strada provinciale. E beh, insomma, al ritorno dalle vacanze cosa c'è di meglio che ritrovarci? Lega in festa, sabato 23 agosto, Rigosa di Algua, Bergamo. Cucina tipica, interventi politici con i suonatori di baguette. Dai, qualcuno lo conosco. Giochi e divertimento grazie alla sezione Valserina e Altopiano della Lega. Naturalmente approfittiamo per salutare tutti i militanti, simpatizzanti della Lega in provincia di Bergamo, ma sparsi in tutta Italia, che in queste settimane danno una mano alle tante feste sul territorio. Mercoledì 23 luglio, dopodomani, vi aspettiamo al presidio presso l'Anfiteatro Martesana a Milano per chiedere al Comune di tutelare i cittadini con controlli seri attraverso la chiusura notturna con una cancellata del Parco Martiri della Libertà iracheni, vittime del terrorismo, che ogni sera si trasforma in un luogo senza regole, dove si fa baccano fino all'alba a discapito dei residenti che non riescono a dormire. Mercoledì 23 luglio ci si trova alle 18:30 presso l'Anfiteatro Martesana di Milano. Il riposo è un diritto da difendere. Altrimenti poi qualcuno magari diventa razzista e questo non è giusto. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Oh mamma mia, cos'è successo? Tira sul cursore, c'è questo che vuole dire qualche cosa. Sentiamo. Questa ragazza è stata ripresa dalla sua scuola per già. essersi presentata vestita con la bandiera del proprio paese. È vero. Accade nel Regno Unito, terra devastata dal politicamente corretto, per la precisione a Rugby, vicino Birmingham. È la giornata della celebrazione delle culture e la scuola invita gli allievi a indossare gli abiti tradizionali della propria nazionalità di provenienza. E giù di inclusività, tolleranza, diversity, bla 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 bla. La dodicenne Courtney Wright, inglese doc, decide di presentarsi con addosso l'Union Jack, la bandiera del Regno Unito, e per l'occasione vuole leggere un discorso di elogio della cultura britannica. Apriti cielo! Le maestrine woke prendono fuoco, solo le altre culture sono autorizzate a celebrare. La ragazza viene cacciata dalla classe e suo padre viene chiamato affinché se la venga a riprendere.
Ovviamente la storia fa il giro del paese e la scuola prima si scusa e poi invita Courtney a leggere il suo discorso. E lei, giustamente, li manda a fanculo, che è quello che dovremmo cominciare a fare tutti. Perché il tanto celebrato multiculturalismo non è altro che questo. Non il rispetto delle culture altrui, ma l'odio verso la propria. Interessante, bravo, questo di Pro Italia. La notizia l'abbiamo data noi in anteprima venerdì in rassegna stampa e ha fatto un po' il giro d'Italia, e prima ne parlavamo proprio con Giloia. Bellissimo ricordare la nostra cultura, il paese da dove arriviamo, ma ora ci troviamo in Italia e quindi bisogna amare anche la nostra terra, far finta di niente per ricordare solo gli altri. C'è qualcosa che non va o no? Oh, ditemi se sbaglio, 340 67 09 659. Il vostro pensiero è importantissimo. Matteo Salvini, certo, in una delle tante serate in questo weekend di feste della Lega, ma anche nell'intervista al quotidiano Il Giornale di ieri, Bolsonaro ai domiciliari, Le Pen condannata, elezioni in Romania falsate, Orbán sotto ricatto e primo partito tedesco messo quasi fuori legge. Mi sembra ci sia una chiara regia in stile Soros. Non mi stupirebbe che dietro l'assalto giudiziario che colpisce le forze sgradite alla grande finanza internazionale ci sia una macchinazione. In ogni caso, non ci spaventiamo. Così Matteo Salvini ci fa pensare nell'intervista pubblicata ieri dal quotidiano Il Giornale. Chiaro che questa riapertura del processo ha fatto pensare molti politici e la stessa Giorgia Meloni, che ha detto è surreale questo accanimento dopo un fallimentare processo di 3 anni a un ministro che voleva far rispettare la legge, concluso con una soluzione piena. Mi chiedo cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia. Pensate quanti soldi si stanno spendendo per questo processo a Matteo Salvini. Appuntamenti da non scordare targati Lega, va bene, dai, fallo vedere, è ufficiale, prima di Pontida arriva lo Spiedo Padano anche quest'anno ci sarò, d'accordo. Chi non riesce a venire a Pontida domenica 21 settembre e magari si perde anche i gadget di Radio Libertà, c'è l'appuntamento prima, la domenica prima, domenica 14 settembre a pranzo lo Spiedo Padano si tiene al ristorante birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia. Ci saranno decine di politici, quelli tosti della Lega, quelli territoriali della zona di Brescia. Cosa c'è? Ti stai innamorando di me? C'è Simone che sono sbarbato, sono senza un pelo, no, sono peloso, però ne sta commentando la foto che ci guarda in radiovisione, ve la faccio vedere anche da vicino. So bello, sta ridendo, capisci che nessuno mi prende sul serio? Comincio a preoccuparmi, veramente. Ristorante Birreria La Loggia, ci siamo stati anche l'anno scorso, per la cronaca. Domenica 14 settembre a pranzo. Io ringrazio gli amici della sezione di Rovato e non soltanto, che ci hanno invitato anche quest'anno. Radio Libertà sarà presente con un banchetto che distribuirà i nostri gadget, quelli introvabili che troverete a Pontida la settimana dopo, ma l'abbiamo capito, a Pontida il 21 di settembre, nel raduno nazionale della Lega, allo stand di Radio Libertà, i primi che arrivano si beccano i gadget, quelli a tiratura limitata. Quindi chi non riesce ad arrivare presto, magari mandi qualcuno in navascoperta, qualcuno che riesce ad arrivare prima, prenotate, che ne so, gli orologi, quelli con le firme di tutto lo staff. Certo è che domenica 14 settembre, la domenica prima, questi gadget ci saranno già. E quindi decidete voi come fare, se venite a Rovato, se arrivate a Pontida. Intanto, questo giovedì 24 luglio, il generale Roberto Vannacci sarà al Grand Hotel Principe di Piemonte, in quel di Viareggio, in provincia di Lucca, con Italo Bocchino.
il Salotto del Principe alle 18:30 di questo giovedì 24 luglio presso la sala Butterfly del Grand Hotel Principe di Piemonte in via Giacomo Puccini 1 a Viareggio in provincia di Lucca. E sapete che il generale Vannacci è anche responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana. A proposito di Vannacci, stanno nascendo tanti club in giro per l'Italia a sostegno del generale e soprattutto del vice premier, vice capo, vice segretario, chiamatelo come volete, della Lega. Domani alle 9 parleremo dell'apertura di uno dei tanti punti a sostegno del generale Vannacci che si stanno aprendo in mezza Italia, davvero moltissimi. Anche Giovanni Sallusti, chiaramente il nostro direttore, il suo editoriale a sostegno di Matteo Salvini, ma anche su quello che sta accadendo a Milano. L'inchiesta in cui è indagato Beppe Sala inquieta, ma siamo garantisti anche con lui. Le sue colpe sono piuttosto politiche. Beppe Sala ha reso Milano iperinsicura, ipertassata, sequestrata dal talebanesimo green, troppo scissa tra ZTL e periferie. Interessante anche la meditazione di Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà. Fa vedere, sì, ancora, ci sono eventi targati Lega sul sito legaonline.it, ma certamente per chi ci ascolta. Oh mamma mia, questo ancora. Questo è un figlio del barcone che vuole andare in onda. Che palle. Cosa facciamo, ragazzi? Lo mandiamo in onda il figlio del barcone? Dai, sentiamo. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, ascolta Silvia Sardona, ascolta. Ah, sì. Hai rotto i coglioni che tu metti sti video, noi musulmani, il velo. A noi non ce ne frega un cazzo. E poi ricordati che Milano è già musulmana. E l'Italia è Allahu Akbar. Questa è la religione, l'Islam comanderà. Un saluto a tutti, da oggi è tutto e vi saluta pure Giovanni Paolo. Ci fa piacere che la pensino così i figli del barcone che vivono nel nostro paese. Noi abbiamo tanta pazienza e vi invitiamo questo giovedì 24 luglio alla pizzata con la Lega di Milano presso il ristorante Lo Smeraldo. È in via Ettore Ponti 53 a Milano. Se le cose che ascoltate su Radio Libertà vi fanno arrabbiare, giovedì 24 luglio a cena con la Lega Milano, via Ettore Ponti 53 a Milano, presso lo Smeraldo. Ciapala lì. Mi fermo? Sto per fermarmi, mi stanno cacciando in poche parole. Mercoledì 23 luglio a Lucca, Sala del Trono, Palazzo Ducale, si parla dello stop alle maxi ASL regionali, della sanità ai territori e alle comunità, con Luca Baroncini e la Lega della Toscana. Questo mercoledì 23 luglio ore 18, Lucca, Sala del Trono, Piazza Napoleone. È proprio tutto? Sicuramente no, mi sono dimenticato qualcosa e me ne scuso, ma tranquilli, è una minaccia. Sammy Varin ritorna domani mattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.